Non è imputabile, gravemente affetto da una forma di schizofrenia paranoide. Per questo Ippolito Zandegiacomo è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario. Si trova e rimarrà presso la REMS di Nogara, il centro di salute mentale per autori di reati. Ogni 10 anni la sua situazione psichica verrà rivalutata. Si chiude così il terribile capitolo dell'efferato delitto avvenuto a Conegliano il 24 ottobre 2022, quando il sessantenne uccise barbaramente con 20 coltellate la madre, Maria Luisa Bazzo, 87 anni, e squartò il gatto. L'uomo, nella sua follia, aveva spiegato ai magistrati che sentiva delle voci che gli ordinavano di fare delle cose. A chiamare i carabinieri quel terribile giorno, lo stesso Zandegiacomo, una volta sul posto, nell'appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 105 di via Einaudi, i militari dell'Arma trovarono la porta sbarrata e il sessantenne che minacciava il suicidio. Quando riuscirono ad entrare, si trovarono di fronte ad una scena drammatica. In una stanza, il corpo della madre, la gola tagliata, le mani quasi mozzate. Una voce mi ha guidata ad uccidere mia madre. Non volevo farlo perché le volevo bene. Non so cosa mi sia successo perché lei era il mio punto di riferimento. Furono queste le prime parole dette dopo aver massacrato l'anziana madre. Arrestato 2 mesi dopo in carcere, tentò di togliersi la vita tagliandosi con il coperchio di una scatoletta di tonno. Fu salvato in extremis. La pubblica accusa e difesa hanno concordato sul fatto che Zandegiacomo, in base alle perizie, rimane socialmente pericoloso. Per questo motivo il pubblico ministero per Munian ha chiesto che l'imputato rimanga a Rems di Nogara, una richiesta alla quale si è associata anche la difesa rappresentata dall'avvocato Danilo Riponti. Ora è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, assolto per infermità mentale.